Al via la seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato a cavalli di 4 anni. C'è il ritiro di Bjorno P numero 4. Restano in 8. Lo schieramento: 1 Bellissima Gar, 2 Backpipe NP, 3 Budweiser Matley, 5 Belgique Best, 6 Bruno Ska. Seconda fila: 7 Bea Spritz, 8 Bump It Off West, 9 Beatrice Trio. I favori in chiusura per Backpipe NP numero 2 Paolo Scamardella in seriolo. Si avvantaggiano Backpipe NP e Belgique Best nei confronti di Bellissima Gar. Più indietro vediamo Bea Spritz, che è rimasta in schiena a Bellissima Gar. Intanto al largo c'è Belgique Best, mentre Backpipe NP è in breve passata a condurre e conduce. Dopo i primi 214,6 cerca posto in corda e lo trova. Belgique Best in terza posizione davanti a Bea Spritz, quarto iniziale di gara, che se ne va nell'ordine del 29,5, con leader la favorita Backpipe NP, in seconda posizione Bellissima Gar, poi Belgique Best, ancora Bea Spritz che si affaccia all'esterno per anticipare Bump It Off West, che progredisce dalle retrovie. Tanto Beatrice Trio ha sbagliato. Completamento Numero dei 600 9, Beatrice Trio, 45,2. Al largo si impegna Bea Spritz, davanti però c'è Backpipe NP che controlla la situazione, completa un giro in 1 minuto. Appena abbondante nella sua scia rimane Bellissima Gar, davanti a Belgique Best. Bea Spritz impegnata per corsie esterne, si trascina Bump It Off West, in coda rimane Bruno Ska. Intanto il chilometro se n'è andato in 1,15,7, ha tenuto andatura piuttosto sollecita. La battistrada, che ora a 500 dalla conclusione, viene aggredita da Bea Spritz, le due in vantaggio. A 400 dalla conclusione il paletto in 15,3. A contatto restano Bellissima Gar, Bump It Off West, poi un'altra pariglia formata da Belgique Best e Bruno Ska. Completamento della curva finale, la scatto in terza ruota intanto di Bump It Off West, mentre Bea Spritz ha liquidato Backpipe NP. Bea Spritz entra in vantaggio addirittura d'arrivo, deve vedersela con Bump It Off West che scatta al suo esterno. Bea Spritz in vantaggio, lo scatto anche di Bellissima Gara all'interno, finale con Bea Spritz che forse controlla ancora Bellissima Gara, che finisce fortissimo al suo interno. E andiamo a rivedere l'arrivo, perché sono a due velocità diverse sicuramente. Bea Spritz che ha speso sul percorso, arriva quindi bene ma non brillantissima, mentre è velocissimo l'arrivo di Bellissima Gara all'interno, e sul palo è ancora però Bea Spritz che controlla la situazione e vince, mentre al terzo finisce Bump It Off West. Il successo quindi, aspettiamo naturalmente la conferma, ma non dovrebbero esserci problemi, per Bea Spritz, e quindi il raddoppio immediato di Maurizio Cheli. Rivediamo ecco la retta d'arrivo, mentre anche nel fermo immagine ci confermano che Bea Spritz ha controllato il finale comunque deciso di Bellissima Gara al suo interno. Terzo posto per Bump It Off West, 7,18 l'arrivo della seconda corsa Arcoveggio.